Da premiazione a show vero e proprio, da un bel ristorante a un prestigioso teatro, l'Accademico di Castelfranco Veneto. La 19ª edizione del premio Radicchio d'Oro ha sdoppiato palco e cucina per onorare la Miss Italia Alice Rachele Arlanc e premiare 8 eccellenze di vari campi. A iniziare da cultura e spettacolo, riportando a pochi passi dalla sua Treviso il disegnatore satirico Francesco Tullio Altan, ma pure un quasi veneto Christian De Sica. Io poi ho vissuto 10 anni a Cortina d'Ampezzo, quindi sono stato sempre in Veneto, spessissimo. Mio figlio è stato fidanzato con una padovana, quindi insomma sono di casa. E ogni volta che torno qua è una festa. Il prossimo film in Veneto, Cortina? Magari, ne ho fatti tanti. Chissà perché, ma sai, quello dipende dai produttori. Precarie condizioni di salute hanno consigliato al giornalista Rai Vincenzo Mollica di non affrontare la tormenta dell'Appennino bolognese per ritirare il premio per il settore cultura e spettacolo. Da Milano più semplice l'arrivo invece del suo collega Carlo Sassi, l'uomo della moviola. E molto di più, da come ha fatto intuire dal palco, dove ha condiviso la premiazione con Federico Casarin, presidente della Reira Basket Venezia, fresca campione d'Italia. Qui è stato premiato il progetto Rai. La cosa più bella, quella cosa che ci dà ancora più soddisfazione è un progetto che è iniziato nel 2006, quindi 12 anni fa, ci ha portato dei risultati importanti, ma non solo quelli sportivi, che magari lo scudetto li ricorda tutti, ma soprattutto i risultati sul settore giovanile, sul progetto sociale e culturale. Quello per noi è veramente una grande cosa, una cosa molto importante. 2 grandi nomi dell'enogastronomia hanno condiviso il riconoscimento nel loro campo, uno chef storico quale Davide Colonna e il gastronauta del gruppo Sole 24 Ore Davide Paolini. I riconoscimenti dell'impresa hanno invece affiancato Renzo Piraccini, protagonista dell'internazionalizzazione del Radicchio Rosso di Treviso IGP, e l'imprenditore trevigiano Giuseppe Darè, il panificatore dei Bibanesi. Io ho trasformato un piccolo panificio e con un'idea negli anni, lavorando quotidianamente con cuore e con tanta passione, sono riuscito a fare in modo che questa impresa potesse addirittura dar lavoro a 108 persone. E ancora segnalazioni per il giovane musicista Giovanni Andrea Zanon e per Sammy Basso e il suo grande impegno sociale. E dopo la presentazione al Teatro Accademico, la cena da fior, il ritorno alla tradizione del premio, con altre eccellenze, in questo caso culinarie. Pensando che 21 anni fa il morlacco non poteva essere prodotto e adesso è persino slow food, pensando alle DOP che siamo riusciti a certificare in questo periodo, pensiamo a quello che stiamo facendo, sicuramente in 19 anni abbiamo fatto parecchio. Incrociare le proprie esperienze ha poi consentito un percorso comune di qualificazione del prodotto. La prima volta che mi sono ritrovato con la casatella DOP in tavola e ho letto la lista ingredienti e ho visto che erano 3: latte, sale, caglio. Ho detto, Dio mio, questi hanno la mia stessa filosofia. Per fare un buon prodotto da forno non servono 22 ingredienti, ne bastano 5. Questo vale anche per Lorenzo Brugnera e il consorzio che rappresenta. Semplicità come filosofia. Semplicità come filosofia, ma io sono stato adibito, no? Quando entri nel suo stabilimento, chiamalo panetteria, chiamalo quello che vuoi, e via dicendo, ma non saprei definire. Io sono stato di stucco quando mi sono trovato davanti, no, un gruppo di donne che stiravano. Io non sapevo cosa voleva dire stirare, no, questa pasta, via dicendo. Poi ho capito perché non c'è mai un pezzo uguale all'altro, perché veramente è la mano non dell'uomo, ma delle donne, perché lì ho visto delle donne, no, con una capacità veramente straordinaria, via dicendo. Il premio Radicchio d'Oro si avvicina così al suo 20ennale con una nuova sinergia fra la famiglia Fior e l'amministrazione comunale di Castelfranco. È un onore poterlo ospitare, questo premio che ci fa risaltare la città di Castelfranco Veneto a livello nazionale attraverso il prodotto tipico, appunto il radicchio variegato di Castelfranco Veneto, e qualcosa ci fa particolarmente piacere. L'onore è ricambiato, c'è quindi la dimostrazione della vicinanza dell'amministrazione alla famiglia che ha portato avanti questo premio. Non poteva essere altrimenti, ripeto, l'amministrazione ha solo da guadagnarci sotto certi punti di vista, ma non è un mero calcolo economico, un ritorno d'immagine, è proprio una passione, un amore verso questo premio che ci ha caratterizzato da 19 anni ad oggi. Castelfranco è la mia città di nascita, quindi io gli voglio bene alla mia città e quindi ho voluto fare questo grande omaggio all'amministrazione comunale e a Castelfranco Veneto. Un omaggio che potrebbe ripetersi da questo punto di vista? Sicuramente penso di sì, perché la locazione è eccezionale, bellissimo, dà lustro anche a questo premio, quindi
non ho altre indicazioni di dire di non farlo, quindi continueremo.